La mia ricetta degli insuldi, biscotti siciliani tipici delle ricorrenze dei morti, interamente fatti con mandorle. Si prendono delle mandorle e si tritano finemente al mixer. Si uniscono alla dose di farina 00 all'interno della ciotola della planetaria. Poi si aggiunge lo zucchero semolato e una fialetta di aroma di vaniglia, ma si può anche aggiungere quello alla mandorla o all'amaretto. Una spolverata generosa di cannella. Uova intere. E poi i tuorli. Si aggiunge del burro morbido a temperatura ambiente spezzettandolo a mano. Si lavora il tutto con la frusta K. Si versa dell'acqua sufficiente ad ottenere un impasto appiccicoso ma molto compatto e molto denso. Si dispongono delle porzioni su una placca da forno rivestita con carta da forno, aiutandosi semplicemente con due cucchiai alla maniera casalinga. A questo punto si bagna continuamente il cucchiaio con l'acqua per effettuare un appiattimento del biscotto e arrotondarlo il più possibile. Non è necessario essere troppo perfetti. E a questo punto il tocco immancabile degli insuldi, ossia le mandorle poggiate in superficie, una per ogni biscotto. Si parte con la cottura in forno, ventilato 190 gradi fino a doratura su entrambe le parti del biscotto, ventilato per garantire una friabilità maggiore. Pronti per essere serviti ad amici e parenti, oppure per essere conservati in pratici contenitori ermetici per qualche giorno. Lascia un like se la ricetta è stata di tuo gradimento, ricorda di condividerla e ricorda anche di registrarti e iscriverti al mio canale YouTube attivando la campanella delle notifiche. Alla prossima ricetta, ciao!